Ciao, allora, oggi sono a fare un giro per i boschi, un paio di giorni fa ha nevicato e allora oggi avevo un po' di tempo e ho deciso di prendere sullo zaino, ho preso su un paio di robe e sono venuto a farmi un giro qui per i boschi. A dire la verità pensavo di trovare un po' di meno neve, ce n'è davvero parecchia, pensavo di trovare un paio di centimetri, invece siamo quasi a una decina di centimetri, qua è tutto innevato. L'idea era quella di venire insomma a farmi un giro, a vedere qua com'era l'accampamento e volevo farmi un tè. Adesso vediamo, pulisco un po', vorrei provare ad accendere il fuoco visto che insomma le condizioni sono comunque di neve bagnato, quindi voglio un po' provare a mettermi alla prova e mi faccio il tè e dopo ritorno a casa. Bene, allora adesso tolgo un po' di neve, preparo la piazzola per il fuoco, dopo accendo il fuoco, mi faccio il tè e vediamo un po' come va la giornata. Allora, ho raccolto un po' di legna, piccola grossa, ho fatto un po' di batoning, adesso ho tirato fuori un po' di corteccia di betulla, purtroppo in questa zona ce n'è pochissime e quindi me ne sono portato da casa, dalla mia riserva, diciamo. Quindi proverò a accendere il fuoco con la corteccia di betulla, poi ho un po' di legna di diversa pezzatura, vediamo se funziona.
Bene, allora la luce sta calando, siamo al tramonto, adesso ancora una mezz'oretta di luce, poi il sole tramonterà. E sono riuscito a accendere il fuoco, mi sono fatto il tè. Non è stato semplicissimo, la legna è un po' umida, quindi non ho avuto, cioè dovevo soffiare spesso sul fuoco per mantenerlo vivo, però insomma al tè sono riuscito a farlo e adesso sta bruciando abbastanza bene. Con la corteccia di betulla sono riuscito a accendere senza problemi, poi ho utilizzato i rametti di abete, l'accensione è andata via abbastanza semplice, poi ho avuto un po' di difficoltà, diciamo, a far prendere vigore al fuoco. Bene, io spero che questo video ti sia piaciuto, adesso ti lascio un po' di immagini della serata, del tramonto. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito in questo video, spero ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!